Acchiappa l'idea! Oggi iniziamo l'edificio termale romano. Bentornati amici ed amiche in questo nuovo video di Acchiappa l'idea. Questo è il video sulle terme romane parte 1. Ebbene sì, ho deciso di iniziare finalmente questo progetto. Sono un paio d'anni che ci ragiono e essere andato a Cipro un mesetto fa è stata diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e ho già fatto su questo fantastico quadernino che ho fatto a Cipro la prima bozza di progetto, e è questa qua che vi ho già fatto vedere nel video appunto di ritorno da Cipro. Quindi per il nostro progetto ho già realizzato qualcosa di un po' più definitivo e dopo ve lo racconto, e la base di tutto però saranno le statuine. Per statuine cosa intendo? Questa qui che è una Venere che ho preso appunto a Cipro, che dovrei mettere incassata nel muro di fondo, e questa qua che è una, direi Atene se non sbaglio, però formato colonna, che dovrebbe essere insieme a un'altra uguale la parte centrale del colonnato. Comunque dopo provo a spiegarvi. Tutto il progetto però dovrebbe essere proporzionato e per statuine da 10, come questi soldati romani qui. Il tutto dovrebbe avere una vasca, che è questa, al centro, ricoperta di piastrelle con dentro dell'acqua, e poi un tubo con del fumo che esce come fosse il vapore delle terme. Quindi è un progetto piuttosto complesso, ma un po' alla volta spero di riuscire a realizzarlo. Verrà tipo una sberla grande così, per intenderci. Però, essendo un edificio romano, secondo me è ambientato in maniera molto coerente con la Palestina di 2000 anni fa, perché appunto è l'epoca in cui c'erano i romani che costruivano degli edifici simili a questo. Prima di iniziare a vedere qua il progetto, velocissimamente la nostra scheda progetto. Grado di difficoltà 5 su 5, tempo necessario 4 su 5, costo del progetto 4 su 5. Ci sarà parecchio da fare, ci saranno delle spese sicuramente, a partire dal polistirene, ma anche poi tutti i vari effetti che si andranno a inserire. Le statuine di per sé, questa mi è costata 5 euro, l'originale di questa mi è costata 5 euro. Per fare il calcolo di questa ho speso di più, forse potevo comprare le statuine che facevo prima, perché la resina direi che l'ho pagata una ventina d'euro, però adesso posso fare infinite statuine. Comunque, a questo punto vi spiego qua il progetto. Sposto la telecamera così proviamo a vederlo. Allora, vi racconto come ho ragionato qua nel realizzare il progetto. Ovviamente per voi sarà difficile farlo esattamente con le stesse misure, perché tutto dipende dalle statuine e soprattutto dalla vaschetta che avrete. Allora, questo progetto è in scala 1:2, nel foglio è grande la metà della realtà. Questi qui sono 11 cm e mezzo qua disegnati, perché è il disegno di questa vaschetta che è 23 cm. Quindi 23 diviso 2, 11 e mezzo. Questa qui sarà la vasca, questo è visto dall'alto, e questa è la vasca. Poi c'è un camminamento tutto intorno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonne, di cui questa e questa saranno 2 colonne fatte così, mentre invece queste altre 6 saranno colonne più semplici fatte con questa carta qua. Poi in questa nicchia nel muro ci andrà inserita questa. La nicchia, per esempio, la andiamo a misurare, qua è 3,5, quindi dovrebbe essere una nicchia di 7, che vedete è sufficiente per ospitare questa statuina qua, perché la base di questa è 4,5, quindi con un po' di margine di qua, un po' di margine di là, dovrebbe venire adeguata la nicchia qua nel muro. La vaschetta, questa, sarà rivestita di queste mattonelle, ma la andremo a realizzare in un secondo momento. E questo è il progetto. Del progetto ho fatto anche le due visioni laterali, quindi questa è la visione dall'alto, sopra poi ci andrà un tetto. Questa è la visione di fronte, quindi con le due statue colonne che vedete, facciamo conferma, qui sono 7 cm e mezzo, nella realtà dovrebbero essere 15, difatti appunto sono 15 cm. Queste altre colonne le faremo sempre di 15, come abbiamo detto. Qui ci sarà una scalinata centrale
e poi una a sinistra e una a destra ci dovrei mettere due piccole colonne con una specie di braciere con una luce, però con calma. Intanto facciamo tutto il resto. Qua dovrò fare il tetto, adesso intanto lo realizzo, poi vedo come fare, appunto, se fare dei coppi, se fare delle lastre, eccetera. Qua davanti ho pensato di realizzare io un mosaico, mentre invece qua giù in fondo ho pensato di prendere delle stampe, tipo questa qua, di mosaici veri, non fatti da me, ritagliarle e tipo inserirle nel muro. Il muro poi tutto verrà tipo intonacato, però al posto che stare a fare tutti questi mosaici a mano, diciamo, in questo modo ottengo un risultato, diciamo, secondo me accettabile e bello. L'illuminazione di tutto, che cosa sarà? Sarà una luce ambientale qua dentro, sotto il tetto, quindi inserirò qui una luce che illuminerà la scena, poi avrò delle luci subacquee blu da mettere qui in modo da illuminare la vasca, e poi appunto queste due luci qua nei bracieri, se riesco a metterle. Per la progettazione a cosa mi sono ispirato? Ecco qua. Per realizzare un oggetto del genere ho trovato sempre piuttosto interessante andarsi a ispirare a delle cose vere. Queste qui sono delle ricostruzioni di come erano gli edifici e le strutture romane. In particolare sono andato a prendere delle terme. Vedete, questa qui è lo scavo di non so dove. Questa qui è la ricostruzione e vedete come ha tutto questo stile molto pulito, molto bianco e rosso. Anche qua abbiamo delle colonne bianche e rosse, pare che andasse molto il bianco e il rosso secondo loro, con questi capitelli poi tutti molto colorati. Questo è come poteva essere la gente, diciamo, vestita dentro alle terme. Si fatica a trovare delle statuine di gente seminuda, in effetti. Questo è un altro edificio termale, appunto, con i nostri archi, e questo qui è un altro edificio ancora. Non so, forse questo sono le terme di Caracalla, sono un po' ignorante. Comunque molto molto bella, molto molto grande, ovviamente. Noi faremo soltanto un edificio con un piccolo colonnato e una vasca, e mi sembra già abbastanza. Però appunto avere queste statue secondo me va a valorizzare tutto il progetto che, facendo i conti, non verrà affatto piccolo in realtà, perché questi qui sono 20 cm, anzi 20 e mezzo, quindi nella realtà dovrebbe venire 41 cm, che è tipo così, ecco. Adesso spero che questa parte sia chiara, se non lo è potete commentare qua sotto e vedo di rispondere nei prossimi video. La struttura di tutto, la base del materiale che useremo in tutto questo progetto, che cos'è? Il nostro amato polistirene. Il polistirene è relativamente simile al polistirolo, ma non ha i palini, ok? Quindi è una pasta uniforme, diciamo così, un po' più consistente rispetto al polistirolo, costa un po' di più. Questo qui è un materiale edilizio, lo si trova nei Brico Center. Qua abbiamo un paio di pannelli, questo qui è da 2 cm e questo qui direi che è da 5. Costicchia, però fa veramente la differenza, si lavora molto bene, è molto leggero. Una volta che lo lavoriamo poi dopo gli si attacca molto bene i vari tipi di impasto, quindi con questa cosa qui noi faremo un po' tutta la nostra struttura. Adesso inizio a tagliare i pezzi e a vedere di costruire un po' la base di tutta la faccenda. Ultimo consiglio prima di iniziare: in questo progetto userò tantissimo il cutter. È molto importante avere la lama affilata quando si lavora il polistirolo, il polistirene e anche il cartone. Quindi mi vedrete varie volte a sostituire la lama, perché con le lame poco affilate veramente si fa una gran fatica. Detto ciò, basta, iniziamo subito a lavorare. Bisogna sgomberare un po' qua al tavolo perché altrimenti non ci si sta.
Mentre aspetto che si asciughi questa colata di gesso, con il quale dovrebbe venire un'altra statua per fare la colonna lì dell'ingresso, andiamo a realizzare le altre colonne. Come le faremo? Utilizzando questo cartone ondulato, vedete, e con il quale facciamo appunto la parte della colonna. E poi per fare i capitelli, quello sotto e quello sopra, li andiamo a fare semplicemente con dei cubetti di polistirolo. Facciamo le cose semplici per questa volta. Bene, adesso come vedete ho già realizzato molti pezzi, manca qua la parte davanti. Adesso sto pensando se fare un arco, secondo me potrebbe star bene un arco di pietra qua. Per realizzare qua l'arco ho creato questi pezzetti a forma di L, li ho tutti sagomati, sono 7, è importante che siano dispari perché quello centrale, che direi che si chiama chiave di volta o una roba del genere, deve essere un pochino più lungo, ma soprattutto deve essere al centro di tutta la faccenda. Quindi adesso per incollare questi pezzettini qui useremo la nostra amica colla caldo. Questa piccola colla calda batteria mi piace perché è sufficientemente potente per sciogliersi, ma scalda poco la colla e quindi la riesco a usare senza che mi vada a rompere qua tutto il polistirene, cioè non me lo scioglie troppo, ecco. Ecco fatto, sono abbastanza convinto qua della disposizione generale, mi sembra abbastanza romano come pezzo. Ora vado a ritagliare qua i mosaici che voglio valutare di mettere là dietro. Cerchiamo di essere precisi e di andare sul bordino. Allora, ho ritagliato questi e direi che quelli che mi piacciono di più sono questi due. Quindi adesso li attaccherò su un cartoncino in modo che dopo
risaltino un pochino, e qua poi posso andare a stuccare e non rischio di andare sopra qua al pezzo di carta. Ecco qui, adesso li ho incollati, ho usato della colla spray, forse si poteva anche usare il Vinavil, ma avevo paura che mi increspasse tutta la faccenda. Qua sopra forse ci darò una passata di lucido in modo che sia un pochino più resistente all'umidità. Allora mi manca da fare qua quella specie di arco chiuso. Ho pensato che la cosa migliore è fare delle striscioline di questa qui, che è carta adesiva, tante striscioline piccole, a fare degli spicchi in modo appunto da chiudere questo buco. Vediamo come viene. Sono abbastanza soddisfatto, è piuttosto resistente e una volta che sarà poi intonacato mi sembra giusto proporzionato con qua la Venere che c'è là dentro. Allora vi spiego qua come funzionerà la storia della vaschetta. La vaschetta, che è questa, sarà rivestita di piastrelle e quant'altro, ma anche piena d'acqua, e non voglio che però si veda il bordino di plastica o cose simili, quindi andrà ad essere incastrata qua sotto. E ho pensato di fare questa cornice qui estraibile tutta insieme, quindi adesso fisso questi 4 pezzi della cornice. Per fissare qua del polistirene utilizzerò la colla a caldo e metterò dentro dei chiodini sottili o anche degli spilli. Se avete degli spilli forse sono ancora meglio. Quindi a inserire tipo un chiodino qui, proseguendo l'opera di intaglio. Questa qui è la superficie delle terme. Ho scavato qui lo spazio della scala che sarà al centro, poi le colonne andranno qui e qui, no? Adesso vado a disegnare delle specie di mattonelle che saranno un po' su tutta la nostra superficie. Ho pensato di fare un bordo largo quanto le colonne, quindi di 3 cm, e poi delle piccole mattonelle regolari tipo in diagonale a rombi più o meno. Sto realizzando qua la scala davanti. Alla fine ho deciso di rifare il pezzo che era qua centrale e di fare 2 scaline a sinistra e 2 scaline a destra qua dietro alla colonna che ci sarà. Quindi vado con questo pezzo qui che ho fatto di misura, che si andrà a incastrare poi con gli altri 2 che sono lì, a scavare qua i gradini. Ho deciso di fare qui una specie di pianerottolo, allora farò partire poi i gradini da qui. Fare i gradini non è la cosa più facile di sto mondo, perché scavare il polistirolo in questa maniera non è banale, e ho deciso che dopo però ci metterò una specie di tavoletta di cartone a fare tipo da pedata. Da qui partiranno le scale che arriveranno fin qua giù. Quando bisogna fare una scala su un pezzo come questo, quello che vado a fare è creare una griglia e poi mi segno con una X quelli che sono da escludere. Adesso andrò a togliere questo spicchio qua e poi dopo vado a pareggiare dall'alto, perché altrimenti tagliare da qui è un taglio molto lungo, mentre invece una volta che non ci sarà più questo ho riferimento anche dall'altra parte
e proverò a regolarmi. Ho sagomato qua il bordo come se ci fossero delle pietre molto grandi e le sono andate un pochino a intagliare con il cutter. Facciamo questa pallina con la stagnola e andiamo a imprimere una texture un pochino grezza qua sulle nostre pietre. Non le vado a mettere qua sulle mattonelle perché queste le voglio lasciare più lisce, ma sulle pietre sì. Bene, direi che per questa prima parte per oggi è tutto. Ho realizzato praticamente tutta la struttura, manca qua sotto una specie di tavoletta di compensato o qualcosa di simile che ci dovrebbe servire un po' per tutta la struttura, e poi mancano le parti qui dei tetti, ma adesso studierò come farla e poi lo vedrete nel prossimo video, e manca tutto il sistema dell'illuminazione e del fumo. E sono abbastanza soddisfatto del risultato. Nel prossimo video sicuramente vedremo la stuccatura con tutte le diverse paste che userò nelle varie parti, e immagino anche come realizzo poi la vasca dentro con le varie mattonelline. Ok, bene, per oggi è tutto, noi ci vediamo nella prossima idea creativa. Ciao!